canción para mi gente, con una pasión tan fuerte. E tu credevi di andare via con quell'altra sgallettata e invece ti devi accontentare della mia presenza. Vai, partiti per la Croazia. A me va bene la tua presenza, sai. Vabbè, contenta te va. E allora, Orietta, sarà un viaggio infernale. Infernale proprio. Perché siamo alle soglie di Ferragosto e sappiamo che ci sono 36, 38 gradi. Mamma mia. E onestamente dentro al camperino non lo so come ce la caveremo, ma come potevamo rinunciare a questo viaggio? No, non si poteva. Impossibile, anche perché abbiamo già prenotato tutto e pagato, quindi. E allora ci aspettano al campeggio Oliva a Rabac. C'è un'altra cinquantina di persone, perché Orietta, che cosa andiamo a fare? Andiamo a divertirci prima di tutto. E sono delle escursioni già programmate. in barca, in barcone, di cui abbiamo già storicamente raccontato questa cosa qua, dove si mangia e soprattutto si beve. E poi dobbiamo fare una flotta di canoe Ci sono altri 5, gonfiabili. ci sono altri 10 scalmanati over 60, o poco ci manca, con 5 canoe gonfiabili come la nostra, e vi lascio solo immaginare che cosa potrà succedere in questi giorni. La nostra l'abbiamo battezzata culona perché è diventata enorme a forza di gonfiarla. È una caratteristica. Ma oltre a tutto questo si balla, perché questo gruppo di persone fa parte di una scuola di balli latini, e allora se siamo in ballo balliamo e via che si va a Rabac. Sarà un viaggio infernale. Eccoci, Orietta Camping Edition, edizione campeggio a Rabac, pronta, è un battibaleno, arrivati in Croazia. Allora sei tutta pronta, hai preparato tutto? Certo. Vediamo, controlliamo, verifica. Tendalino c'è, Allora, tendalino c'è. c'è, tavolino da campeggio c'è, qua. seggiolino pieghevole, Eccole là. biciclette Sì, ci sono, sì. arancia gonfiabile. Pronta. Anche la scioppi. Allora la canoa culona quest'anno sembra che tenga anche in quest'estate, ma a me sa che si è deformata ancora di più, perché oltre ad avere un culone enorme, Orietta, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che di qua si sta gonfiando anche davanti. Quindi la stiamo perdendo. Sta tutta storta. La stiamo Potrebbe esalare l'ultimo Sì. E sospiro. quando sarà? Speriamo non mentre navighiamo. Infatti. Ci portiamo anche questa per Per fortuna. salvataggio? Sì, Facciamo sì, l'arancia di Ma salvataggio. non ci sta? Sì, che ci sta di traverso. Ah, la adoperiamo come vela. Sì, lo faremo come vela. È anche la forma della vela. Sì, mi è venuta un'idea più bella. Cosa? La richiamo a rimorchio, tipo tender. Ah sì? Come fanno? Sì. Vabbè. Ok, allora stiamo andando tutti quanti insieme in passeggiata verso la spiaggia del Gatto Morto, si chiama così. 701. E siamo a metà strada. Siamo a metà strada. Dai. Ed ecco Orietta con le sue ciabatte infradito
A differenza di tutti gli altri che hanno scarpe da montagna. A differenza di tutti gli altri, io non scivolerò mai. Mai, le ultime parole famose. Che cosa potrebbe andare storto? Ma niente. Eccoci arrivati alla caletta del gatto morto e chi troviamo? Orietta! Buongiorno, buongiorno. Dunque, partendo dalla spiaggia principale di Rabac, dal campeggio, in circa una quarantina di minuti attraverso il bosco si arriva su questa bellissima caletta dove non c'è quasi mai nessuno, pochissime persone. I nostri amici stanno già facendo il bagno, eccoli là. Tra poco ci buttiamo, ci tuffiamo. E Orietta si sta acclimatando, pronta per il tuffo. Con la intrepida che sfida le gelide acque dell'Adriatico. Dai. E fallo per i tuoi followers, fallo per i tuoi seguaci. Su, in diretta. Conto fino a 0. Sei pronta? Sì, dai. 2, 1, via! E vai! Abbattiamoci le mani! Un pesce. Un pesce. Guarda, Totò. Scalmanati! Bella. Sono ragazzi. Non è andata a fare piri. No, perché piri. Ah, visto, c'è gente strana. Allora spieghiamo il senso di questo piri in acqua, perché Piri è una cosa, è un benvenuto a tutto il gruppo quando arriviamo in Croazia ogni anno. perché il gruppo è una coreografia di ballo, Sì. questa in realtà, di nuoto sincronizzato in acqua. Addirittura anche. Sì, questo è nuoto sincronizzato in acqua. E tutti gli anni in questo posto ci ritroviamo a fare il piri. Scusa. Adesso ti volevo chiedere come mai di questa cosa. Posso? Così la sassoterapia. Sassoterapia. Posso riprenderti? Madonna, Mi sì, autorizzi? sì. No, Madonna. lei che devo riprendere. Ah, sì, ma faccio privacy, Vabbè, firma dopo. Rispondi tipo a me. Scusa, il vantaggio di questa cosa che gli Va hai via fatto? tutti i dolori, Ah. dalla menopausa si ritorna signorine, Ah, sì, torna anche la verginità. virginità. Tutto, vergine. Ascolta, ti fermo anche a te, ti destiri adesso. Perché è un dolore? No, adesso destirati e ti fermo anche a te, no? Compagnia È stata una bellissima giornata nella baia del Gatto Morto. Adesso torniamo al campeggio, è stato divertentissimo con gli scalmanati e dopo stasera si ballerà. Piri. Ciao, piri.
spiaggia di Rabat, piccolina, affollatissima. È per questo che noi appena possiamo andiamo nella spiaggia del Gatto Morto, che allora là è tutta natura in mezzo al verde, in mezzo alla pineta. Freschissima, tra l'altro, Freschissima. freschissima. Allora, devo fare una confessione, perché quel posto dove siamo stati non si chiama la Baia del Gatto Morto, No. è che non sapevo come si chiamava e su due piedi mi sono inventato sta roba del Gatto Morto. In realtà si che chiama... io ti credo. E mi crede tutto quello che le dico. Si chiama Remak Beach. Adesso lo sappiamo. Piri, 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 piri. Allora, Orietta, adiacente alla spiaggia c'è il campeggio Oliva, eccolo qua, facciamo vedere un po'. Allora, voi sapete che noi facciamo tanta libera e non ci piace andare nei campeggi, No. perché detta qua fra di noi, veramente i campeggi sono uno più brutto dell'altro. Mi dispiace E dirlo. poi- Sono pochissimi i campeggi che sono carini. A Ferragosto poi non ne parliamo. Qua è veramente un carnaio, questo non ci piace in maniera particolare, questo è il camping Oliva ed è l'unico che c'è qui a Rabat, non ci piace assolutamente. Oltretutto, alla sera troviamo anche l'acqua fredda per farci Sì, la doccia. adesso dovrei andare a fare la doccia e mi laverò con l'acqua fredda perché a una certa ora non ce n'è più e qua i camper, le roulotte sono ammassate una appiccicata all'altra. È brutto, è brutto, è brutto, è brutto, è brutto, è brutto, 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 veramente brutto. Adesso dobbiamo girare a sinistra. Sì. Noi siamo abituati, la nostra idea di viaggio è completamente diversa. È vero, Orietta, ci piace fermarci fuori dai campeggi dove troviamo delle belle località, dei bei posti. Giriamo di qua, andiamo verso il nostro camper. Ecco qua. E tra l'altro in questo campeggio, in questo periodo non si paga poi tantissimo perché parliamo di poco più di 60-62 euro al giorno, grosso modo. Sì. Però a parte la piazzola e l'energia elettrica, i servizi di Sono doccia, delle piscine a pagamento. si poi. paghi qualcosina in più per andare in piscina. Il mare, però, diciamo la verità, il mare è molto bello, molto bello. Però sul posto dove siamo andati noi, perché se vai qua No, è un carnaio, però la compagnia è bellissima Sì. e quindi questo, diciamo, è il motivo principale che ci ha indotto a tornare sul luogo del delitto. Infatti ci stiamo divertendo tantissimo e ringraziamo Fabio e Laura ancora per questa opportunità. Il campeggio è veramente molto grande, ci sono migliaia di posti ed ecco il nostro, la piazzola 255. Tra l'altro siamo stati anche molto sfortunati, Orietta, perché Non abbiamo trovato l'ombra. siamo completamente Sì, al sole. Però guarda che il nostro tendalino ci fa un servizio importante. Per fortuna. Oh, che caldo! Che caldo che fa! Oh, caldissimo, caldissimo. E il camper è rimasto in pieno sole tutto il giorno, fa caldissimo, è una situazione veramente infernale, resistiamo perché ci stiamo divertendo, ma altrimenti Solo avremmo per fatto quello. sicuramente delle altre scelte in questo periodo. Perché ho il mio ventilatore. Ah, con quello siamo a posto, guarda. E adesso vi facciamo vedere dei particolari del lungomare di Rabat.
questo bel barcone qua alle mie spalle e andiamo a fare la gita a Cres. E siamo pronte per ballare. Ma no, no! Ma hanno già iniziato però, sai. Andiamo. Di ballo è finita. Domani partiamo col barcone e andiamo all'isola di Cres. Però vi facciamo vedere tutto alla prossima puntata. Al prossimo video, non ve lo perdete. Sì. Buenas noches. Buonanotte. Ciao.